fai pure progetti, lasciando però che sia Dio a ratificarli. I disegni del cuore hanno bisogno di incontrare la risposta definitiva della volontà di Dio. Benvenuto a tutti, benvenuto allo studio del venerdì. Vorrei leggere questa sera il capitolo 16 del libro dei Proverbi insieme a voi. All'uomo spettano i disegni del cuore, ma la risposta della lingua viene dal Signore. Tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti. Affida al Signore le tue opere, i tuoi progetti avranno successo. Il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'empio per il giorno della sventura. Chi ha un cuore superbo è in abominio al Signore. Certo è che non rimarrà impunito. Con la bontà e con la fedeltà l'iniquità si espia, e col timore del Signore si evita il male. Quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Meglio poco con giustizia che grandi entrate senza equità. Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Sulle labbra del re sta una sentenza divina. Quando pronunzia il giudizio, la sua bocca non erra. La stadera e le bilance giuste appartengono al Signore. Tutti i pesi del sacchetto sono opera sua. I re hanno orrore di fare il male, perché il trono è reso stabile con la giustizia. Le labbra giuste sono gradite ai re. Essi amano chi parla rettamente. Ira del re vuol dire messaggeri di morte, ma l'uomo saggio la placherà. La serenità del volto del re dà la vita, e il suo favore è come nuvola di pioggia primaverile. L'acquisto della saggezza è migliore di quello dell'oro, l'acquisto dell'intelligenza preferibile a quello dell'argento. La strada maestra dell'uomo retto è evitare il male. Chi bada alla sua via preserva se stesso. La superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. È meglio essere umili con i poveri che spartire la preda con i superbi. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene, e beato colui che confida nel Signore. Il saggio di cuore è chiamato intelligente, e la dolcezza delle labbra aumenta il sapere. Il senno, per chi lo possiede, è fonte di vita, ma la stoltezza è il castigo degli stolti. Il cuore del saggio gli rende assennata la bocca e aumenta il sapere sulle sue labbra. Le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte. La fame del lavoratore lavora per lui, perché la sua bocca lo stimola. L'uomo cattivo va scavando il male ad altri. Sulle sue labbra c'è come un fuoco consumante. L'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici migliori. L'uomo violento trascina il compagno e lo conduce per una via non buona. Chi chiude gli occhi per tramare cose perverse, chi si morde le labbra ha già compiuto il male. I capelli bianchi sono una corona d'onore, la si trova sulla via della giustizia. Chi è lento all'ira vale più del prode guerriero. Chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. Si getta la sorte nel grembo, ma ogni decisione viene dal Signore. Vogliamo pregare. Signore, questa sera vogliamo incontrare i Tuoi pensieri con i nostri. Vogliamo incontrare la nostra creatività, la nostra passione, i nostri desideri, i nostri sentimenti con i Tuoi, Signore, per trovare la via, la strada, la volontà che in qualche modo garantisce un accompagnamento per la vita.
Ti ringraziamo per questa parola proverbiale che ha delle massime sintetizzate in poche parole. Qui incontriamo la tua parola, qui incontriamo la tua presenza, qui incontriamo la guida del tuo Spirito, qui incontriamo la riconciliazione, Signore, attraverso l'opera della croce. Pertanto questa sera siamo felici di essere davanti a te, di essere radunati, Signore, di avere una parola adeguata, appropriata, pesata, desiderata da te per ciascuno di noi. Benedici il nostro stare insieme, benedici coloro che sono lontani, benedici quelli che ci ascoltano, benedici questo tempo, lo consacriamo a te nel nome di Gesù. Amen. Rileggendo il versetto 1, all'uomo spettano i disegni del cuore, ma la risposta della lingua viene dal Signore. Penso sia opportuno pianificare, progettare, perfino l'ingegneria nel realizzare una qualsiasi costruzione prevede calcoli, misure, pesi, tempi, competenze, qualità dei materiali, sinergie e risorse, attingendo a varie competenze professionali prima di iniziare a realizzare un progetto. Dio non ci scoraggia a fare lo stesso. Dio non ci scoraggia a fare tutto questo, ci incoraggia a chiedere aiuto, prendendo consapevolezza che i nostri piani andranno a buon fine solo se approvati da Dio. Abbiamo occhi, orecchie, la mente, affinché possiamo usarli perché i disegni del cuore prevedono una pianificazione o pensarli in largo anticipo. Noi sappiamo che la lettera di Giacomo è un po', ha contenuti proverbiali nel Nuovo Testamento, mentre nell'Antico abbiamo Proverbi ed Ecclesiaste, Giacomo fa un po' il lavoro nel Nuovo Testamento. Così leggiamo capitolo 4, versetti 13 e 14, e ora a voi che dite? Oggi o domani andremo nella città, nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quell'altro. Se Dio vuole, quante volte lo abbiamo detto e quante volte non lo abbiamo detto, ma non come rito, come desiderio di coinvolgere Dio nella nostra vita. Se Dio vuole implica e integra vivere in una relazione, in una alleanza che prevede una dipendenza. Non siamo alla pari con Dio, non lo siamo. Siamo stati resi degni di entrare in questa alleanza, ma imparare a starci in questa alleanza nella dipendenza del Dio che vuole e che ha l'ultima parola. Sia il testo di Giacomo e sia il versetto 1 ci insegnano a ricercare un allineamento tra i nostri disegni e la loro realizzazione nel momento in cui ci sarà la risposta di Dio. Abbiamo un Dio che usa la lingua, la parola, il suo linguaggio per comunicare la sua volontà, e abbiamo anche la nostra lingua per dirglielo. Che bello poter contare su un confronto. Nello stesso tempo imparare ad accettare sempre i suoi propositi è più difficile. Quella è la parte più difficile, quando le cose non vanno come desideriamo. È lì che noi incontriamo la parte più difficile, in qualche modo, di questa alleanza. Una ulteriore indicazione la riceviamo nel modo in cui valutiamo le nostre scelte. Si inserisce infatti la dimensione morale delle scelte. Infatti è scritto al versetto 2, tutte, non solo alcune, tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti. In un certo senso, il testo ci dice che possiamo ingannarci da soli.
Pensate, tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti. Allora significa che possiamo correre anche il rischio di ingannarci da soli. A volte anche le scelte che noi riteniamo pure, migliori, possono essere completamente errate, a meno che non le confrontiamo con Dio, che pesa quelle scelte, dà il valore giusto, adeguato. Possiamo essere ingannati dagli altri, ma possiamo essere ingannati anche da noi stessi. E se dovessimo fare una valutazione ulteriore e che va oltre il testo stesso, ovvero se parliamo di autoinganno, allora scopriamo che è un meccanismo che utilizziamo perché neghiamo una parte di noi stessi. L'autoinganno non è altro che una forma di protezione di quella parte che non ci piace. E ognuno di noi ha una piccola parte che non ama. E allora usiamo l'autoinganno. Ricorderemo in quante circostanze il Signore si è presentato con questo nome, io sono, soprattutto nell'Antico Testamento. Anche Gesù si è qualificato io sono. In un certo senso stabilisce una nuova unità di misura, io sono. E tu chi sei? Io sono. Determina il peso delle scelte, offre un punto di svolta, ricorda chi è Lui e chi siamo noi, dà un peso agli spiriti, avendo uno sguardo sulla parte più intima, interiore di noi stessi. Cosa pensiamo? Quali desideri abbiamo? Lui rimane Dio. E il Salmo 19, versetto 12, dice così: chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. E allora la domanda per noi questa sera è: quanto odi il peccato? Quanto lo odiamo? Quanto peso, quanta valenza diamo al peccato? Esso dice che è mortale, nascosto, occulto. E nella nostra stessa natura pensiamo che il peccato sia la conseguenza di scelte sbagliate. Questo è il pensiero un po' cattolico. Il peccato è una condizione invece, è uno status, è dentro di noi, che è in capo a tutti gli uomini. E solo quando ci confrontiamo con Dio possiamo sia capire la distanza da Lui, come anche la sua disponibilità ad essere prossimo. C'è sempre questa tensione tra una separazione, se vogliamo dire un divorzio, una spaccatura, un'uscita dal giardino, possiamo dire tante cose, però c'è anche questo desiderio nella promessa, nella parola annunciata, di riavvicinarsi all'uomo, quindi all'umanità. Versetto 13: affida al Signore le tue azioni, i tuoi piani saranno stabiliti. Quali sono i piani che saranno stabiliti? Quante volte abbiamo fatto dei piani e ne sono venuti altri? O quantomeno si sono realizzati in modo diverso. Eppure siamo andati dal Signore, ci siamo affidati a Lui. Come qualcuno ricordava domenica scorsa, vi ricordate? Ma abbiamo pregato, abbiamo fatto questo, abbiamo desiderato questo e poi le cose non sono andate in un certo modo, sono andate in un altro modo. Quando un pensiero, un desiderio si trasforma in un evento, nella realtà delle cose, allora abbiamo la firma di Dio. Dio firma quell'imprevisto, quel cambiamento di programma. Questo significa che Lui c'è. Quando le cose a volte non sono come le desideravamo, le volevamo, allora in qualche modo c'è la sua firma. La fede, che è un dono di Dio, richiede che ci sia una tensione tra la diligenza, quindi qualcuno diceva domenica, ma noi abbiamo pregato, abbiamo fatto quello, abbiamo messo le cose davanti al Signore, quindi c'è una tensione tra la diligenza, siamo diligenti nella nostra chiamata, nello stesso tempo abbiamo fiducia in Dio che dirige i nostri passi. Pertanto impegniamoci, per quanto sia difficile, ad essere soddisfatti di come gestisce le nostre preoccupazioni. Versetto 4: il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'empio per il giorno della sventura. Credo che sia un versetto significativo per definire Dio. Tutto ha uno scopo per Lui e tutto ritorna a Lui per uno scopo.
Non c'è nulla di inutile o insignificante. A volte la scienza su certe cose che non ha risposte dice vabbè, questa cosa la mettiamo da parte. In realtà tutto torna per uno scopo. L'aspetto più significativo è che tutti avranno un loro peso nella storia, anche il malvagio, dice il testo, per il giorno in cui incontra il giudizio di Dio. Sembra che ci sia un tempo nel quale i conti si dovranno fare. E c'è una responsabilità individuale in capo ad ogni uomo che sarà pesata da Dio stesso. Nello stesso tempo, pensare, ritenere, affermare che anche le azioni sbagliate hanno un senso nel mondo di Dio. E questo è importante, è significativo. Per esempio, quando i fratelli di Giuseppe scelsero di venderlo, di farlo scendere in una cisterna, di dire al padre Giacobbe guarda che è stato ammazzato da un animale feroce, ecco qui la tunica ed è insanguinata. Anche quelle situazioni lì possono essere trasformate in bene da Dio, lasciando che quell'evento rientrasse nei suoi piani per favorire Giuseppe, portando benedizione alla terra d'Egitto. E guardate che c'è stata benedizione per tutti i paesi intorno, perché venivano da fuori a comprare il grano, perché questo grano era stato conservato e depositato dentro dei grandi magazzini, e c'è stata benedizione per tutti, ma le cose non sono andate come si pensava. Perciò Romani 8:28, che conosciamo molto bene, ha senso, cioè risponde un po' a questi cambi di programma che a volte Dio fa. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Sei stato chiamato da Dio, e questa è una cosa bella. Sei stato chiamato per nome, sei stato chiamato da Dio, sei stata chiamata da Dio per uno scopo e secondo un suo preciso disegno. Il costo del sacrificio, il costo delle ingiustizie. Quale costo sei disposto a pagare? Se dovessi riflettere sulla vita di Giuseppe, quanti silenzi di Dio, quanti imprevisti, quante situazioni complesse, eppure tutte le cose cooperano al bene. È un viaggio nel tempo. Da prima che nascessimo, la nostra vita era già conosciuta da Dio, la conversione, il futuro, l'eternità. Sei nel suo disegno o sei nel tuo disegno? In quale disegno stai? In quale disegno ti rappresenti? Dio non è l'autore della malvagità. Nello stesso tempo controlla la malvagità espressa dagli uomini. È una dichiarazione di controllo sull'umanità. Chi ha la regia? Nonostante tutto ciò che ascoltiamo e vediamo, Lui regna. Versetto 5. Chi ha un cuore superbo è in abominio al Signore. Certo è che non rimarrà impunito. Come mai la saggezza rimprovera fortemente l'orgoglio? Potrebbe rimproverare tante altre cose, ma rimprovera l'orgoglio, soprattutto quando è il cuore. Quindi tutto l'essere. Noi sappiamo che il cuore è un'identificazione della persona, della completezza della persona, non di un organo solo. Allora la psicologia già ci dice qualcosa, ok? La psicologia considera l'orgoglio come una forma di prevaricazione e una forma di eccesso. Di fatto, le conseguenze dell'orgoglio determinano una chiusura mentale, mancanza di empatia e disinteresse per i legami sociali. Perfino il corpo assume una postura, la posizione del petto, lo sguardo, la direzione degli occhi, come di affronto alla persona, quella che nel mondo animale si chiama posizione dominante, e lo usano i mammiferi. Infatti, quando vedete qualche documentario, vedete che ci sono delle figure che si impongono sul gruppo e attraverso quell'imposizione dominano tutto il gruppo. Di fatto è una posizione di altura verso Dio e verso gli altri. Chi ha il cuore superbo
è in abominio al Signore. L'orgoglio, dopo tutto, promuove se stessi e porta anche ad una autodifesa che non consente di ascoltare le critiche, parte indispensabile del percorso verso la saggezza. E mi sono chiesto quale potrebbe essere la punizione. Chiaramente non spetta a noi, forse è quella di rimanere soli. E questa è la grande punizione, quando intorno a noi c'è la solitudine e soprattutto rimaniamo soli con noi stessi. Significa che non abbiamo permesso a nessuno atto esterno di cambiarci, di trasformarci e quindi di accoglierci. Non è forse lo scopo di Dio quando ha creato la comunità, la compagnia, affinché ci si potesse confrontare e lasciar vedere agli altri, noi stessi. Noi abbiamo bisogno che gli altri vedano noi stessi, perché è come uno specchio. E quando gli altri ci fanno vedere qualcosa che noi non vediamo, allora è lì che inizia la compagnia, la relazione e la trasformazione. Non è forse lo scopo di Dio, la comunità? Non è forse lo scopo di Dio favorire un confronto? Pertanto sarà da chiedersi se la vita è un dono. Perché faccio questa domanda? Se riteniamo che sia così, allora viviamo la vita con gratitudine, lasciando poco spazio alla superbia che si eleva al di sopra del donatore. Se la vita è un dono, l'orgoglio ci pone al di sopra del donatore. Ecco perché il Signore dice: la superbia mi è in abominio, perché sto disprezzando Dio. E poi il versetto 6: con la bontà e con la fedeltà l'iniquità si espia e con il timore del Signore si evita il male. Se stai cercando una terapia, spesso si cercano terapie di guarigione. Se stai cercando una terapia che ti libera dai sensi di colpa e che ti aiuti ad evitare in futuro comportamenti malvagi, allora ricerca la bontà. Sii fedele ogni giorno al Signore. Cammina nel suo timore. Bontà e fedeltà, in Proverbi, significano interesse verso i più deboli, verso coloro che hanno dei bisogni. In realtà, se parliamo di salvezza come dono di Dio, possiamo anche pensare ai frutti conseguenti il ravvedimento, che ci permettono di agire con questa modalità. Proprio questo martedì, sul calendario di martedì, nella meditazione del calendario di martedì, una parola per oggi, avevamo di fronte a noi questa sfida, proprio presa da Proverbi, capitolo 3, versetto 7. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Domanda: quale idea abbiamo di Dio? Come pensiamo e riteniamo possiamo onorarlo? La salvezza produce i suoi effetti benevoli e ci consente di evitare il male. Siamo salvati anche moralmente, potendo distinguere ciò che potrebbe danneggiarci. Infatti, versetto 7 dice: quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. E mi sono chiesto, che significato ha questo versetto? Non sappiamo fino in fondo che significa questo versetto, perché è molto complesso. Lo rilego: quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. E questa per me è una consolazione, e spero che lo sia anche per voi. Ed un incoraggiamento, perché offre la misura, la grandezza del suo agire attraverso le nostre vite. C'è speranza per i nemici di Dio? Domanda. Sì, anche attraverso coloro che Egli gradisce. Che idea abbiamo di Dio? A volte è molto limitata, ma possiamo pensare che quando Egli si compiace di noi, accetta e benedice, quindi costringe ad una resa,
anche coloro che gli sono nemici, portando nel cuore una pace che non hanno mai trovato. Perciò non ti sentire al di sotto della celeste vocazione. Noi siamo con una celeste vocazione. Perciò i nemici di Dio possono incontrare la grazia attraverso le nostre vite. E allora l'autore ci dice qualcosa tra i versetti 8 e 9. Prima l'8, meglio poco con giustizia che grandi entrate senza equità. Potremmo dirci questa sera, fai sempre la cosa giusta anche quando non ti produci grandi entrate. Sì, a volte fare la cosa giusta ci costa pure. Figuriamoci se ci sono grandi entrate, ma accontentiamoci di quello che in qualche modo ci porta. E poi il versetto 9, il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Si intravede una certa tensione tra sovranità di Dio e responsabilità dell'uomo. Riprendendo il titolo della nostra serata, fai pure progetti lasciando però che sia Dio a ratificarli. I disegni del cuore hanno bisogno di incontrare la risposta definitiva della volontà di Dio. E allora vorrei pregare, con poche parole questa sera. Signore, dirigi i miei passi. Vorrei meditare sulla via da percorrere. Dobbiamo fare un viaggio nel tempo, uno sforzo per entrare nella cultura di quel periodo, quindi ai tempi di Salomone, ai tempi dei re. Quindi dobbiamo fare questo sforzo. Cerchiamo un po' di leggere questi 5 versetti insieme, dal 10 al 15. E dice così la parola del Signore: sulle labbra del re sta una sentenza divina. Quando pronuncia il giudizio la sua bocca non erra. La stadera e le bilance giuste appartengono al Signore. Tutti i pesi del sacchetto sono opera sua. I re hanno orrore di fare il male, perché il trono è reso stabile con la giustizia. Le labbra giuste sono gradite ai re. Essi amano chi parla rettamente. Ira del re vuol dire messaggeri di morte, ma l'uomo saggio la placherà. La serenità del volto del re dà la vita, e il suo favore è come nuvola di pioggia primaverile. Oggi è una data importante, è una data che dà un punto di svolta all'illegalità. Tanti anni fa c'è stata una strage nel nome della legalità. Quindi è un richiamo alla legalità per coloro che amministrano la giustizia. Un re amministra la giustizia per conto di Dio e non è facile. Alcuni sono morti, infatti sono stati uccisi per difendere la legalità e proteggerla. Altri invece si sono corrotti. La realtà di quel periodo storico è che le città, le nazioni erano guidate da re e le decisioni potevano essere influenzate dalla politica, da interessi personali, da interessi di famiglia e di potere, piuttosto che nel fare la cosa giusta. E penso che questo sia una criticità di ogni tempo. Vogliamo un re, ricorderete le parole di Israele. Dissero così, perché tutti i popoli circostanti ne avevano uno, ma non bastava una teocrazia, una guida di Dio diretta, non bastava essere guidati da Dio. Quanti re sono stati rimossi in Israele da Dio perché non capaci di veicolare la giustizia di Dio al popolo. E la storia biblica ci insegna e nello stesso tempo indirizza ad un regno che non sarà mai smosso, garantito dalla giustizia di Cristo, che alla croce inaugura quel regno e che attende la piena e completa realizzazione in tempi futuri. In termini teologici è quel periodo che si colloca tra il già e non ancora. Il testo aggiunge anche la stadera e le bilance, versetto 11, un modo illustrativo di rafforzare il concetto della legalità, piuttosto che favorire la frode. Sapete, le bilance si possono anche falsificare, modificare. L'esercizio del controllo della legalità, in questo caso è nella responsabilità del re o di chi è in autorità, limitando così il male che garantisce longevità al regno. Ne sappiamo qualcosa anche nella storia di Israele. La corruzione determinava il fallimento di una nazione
la successiva deportazione e poi schiavitù. E poi urlavano a Dio, piangevano a Dio, facci tornare a casa. Abbiamo bisogno di ritornare a casa. La vera libertà è quando la giustizia viene esercitata. Quindi quando noi esercitiamo la giustizia, viviamo la giustizia, in realtà siamo felici, siamo liberi. Versetto 13. Le labbra giuste sono gradite ai re, essi amano chi parla rettamente. Quale ruolo? Questa è una domanda per noi. Quale spazio ti è concesso nella società, in famiglia, nella Chiesa, per offrire un contributo che provenga da labbra giuste? Quale parole utilizzi affinché siano gradite e che facciano del bene in termini di aiuto, cooperazione, che lasci vedere la realtà delle cose così com'è e che produca delle riflessioni che favoriscono il bene comune? Alcune persone amano chi parla rettamente, determinando una realtà di successo. Un re potrebbe garantire una politica che crei ricchezza, sviluppo, per esempio, attraverso il contributo di labbra giuste. Mi viene in mente Giuseppe, ancora una volta. Giuseppe sa essere saggio in un carcere piuttosto che alla corte del faraone. Pertanto noi possiamo essere di benedizione laddove il Signore ci pone, anche quando ci sono gli imprevisti, anche quando i suoi piani sono diversi dai nostri. Utopia, sogno, chimera, pura teoria. Possiamo pensare di fare tutti un passo in avanti, credo, presentando le nostre vite affinché si favorisca tutto ciò. Signore, insegnami a fare la differenza. Signore, insegnami in qualche modo a influenzare questa comunità nella legalità. Come vogliamo lasciarci questa sera? La parola che nutre le nostre anime ci consegna una beatitudine che troviamo espressa dai versetti 20 a 24 e che leggeremo insieme a breve. E l'ultima parte del capitolo è dolce e nello stesso tempo porta la sua drammaticità. Si può intraprendere la saggezza come anche rimanere nella stoltezza. Si può scegliere la vita oppure non avere speranza. Insomma, bisogna anche dirsi e dirci: cerca la verità, cerca la vita. Una delle tante promesse che Dio ha dato al suo popolo e che ha valenza per ogni tempo storico è la seguente che troviamo scritta in Geremia. Vogliamo leggere Geremia 29,14. Questa è una promessa per tutti, non solo per quelli che sono deportati. È una promessa per coloro che vengono trovati e ritrovati. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni, da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatto deportare. Dio si lascerà trovare. Dio si lascerà ritrovare per coloro che sono lontani da Lui. Lui dice: vi farò tornare, vi raccoglierò, vi ricondurrò. La situazione è quella di una separazione, di un giudizio come quello che è su tutta l'umanità. Infatti è scritto che non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti si sono sviati, tutti sono privi della gloria di Dio. Ma i ma di Dio, i ma della Bibbia, i ma speciali. Meno male che ci sono questi ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia che è disponibile in Gesù. Pertanto questa sera ti incoraggiamo, a te che sei presente e a te che sei in ascolto, a prestare attenzione alle ultime parole che leggeremo questa sera. Ecco le seguenti, dal versetto 20 al 24. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene. È beato colui che confida nel Signore. Il saggio di cuore è chiamato intelligente, la dolcezza delle labbra aumenta il sapere. Il senno per chi lo possiede è fonte di vita, ma la stoltezza è il castigo degli stolti. Il cuore del saggio gli rende assennata la bocca e aumenta il sapere sulle sue labbra. Le parole gentili sono come un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa.
Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene. Chi presta attenzione alla parola. Il prestare attenzione alla parola e trovare il bene significa ricondurci o ricondursi a colui che sin dal principio ha dato vita al mondo attraverso la parola. Ha messo ordine al caos ricordandoci Genesi 1:1 che la terra era informe e vuota. Pertanto la parola porta con sé ordine, porta riempimento e porta la vita. Poi abbiamo la parola incarnata, è Gesù che rivela il Padre, portando la parola del Padre agli uomini, richiamandoci al primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Poi abbiamo la parola rivelata, quella che anche questa sera stiamo condividendo, ritenendola vera e necessaria per la nostra esistenza. È da considerare anche la parola insegnata dai genitori, dagli anziani, dalle guide della Chiesa. Infine possiamo imparare a usare le nostre parole con prudenza, prendendo spunto da colui che ha parlato sin dal principio. In fin dei conti, la saggezza viene proprio dalle parole e sono quelle che servono per cambiare il mondo e non solo per descriverlo. Noi con le nostre parole non dobbiamo descrivere il mondo, noi dobbiamo cambiarlo il mondo. Ed è tutta un'altra storia. Quando testimoniamo della salvezza, quelle parole hanno la forza di cambiare le vite e di trasformarle, anche se quella non è un'opera nostra. Però la forza c'è, perché viene da Dio. Le nostre parole descrivono gli altri o hanno solo la forza di cambiare gli altri? Cosa possiamo fare per essere efficaci con le parole? Che il nostro cuore temi il Signore. In questo caso le nostre parole guadagnano reputazione. Parole che sappiano incontrare l'altro, che sappiano discernere. Infatti abbiamo letto che la dolcezza delle labbra aumenta il sapere. Le labbra diventano dolci nel momento in cui chi ci ascolta viene posto nella condizione di riceverle, quindi favoriti dall'apprendimento. Se dovessimo riprendere il versetto 24 che abbiamo letto nel corpo dell'ultima lettura, noi abbiamo trovato e troveremo e incontriamo le parole gentili. Sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. Le parole dolci non sono solo gustose, ma l'autore aggiunge anche l'aspetto della guarigione, quindi salutari. Salute alle ossa, abbiamo letto. Penso ai vari accompagnamenti terapeutici, oppure solo nell'avvicinarci ad una persona malata con delle semplici parole dolci, potendo portare guarigioni alle ferite subite. Perciò le nostre parole valgono molto di più di quanto noi pensiamo. E il versetto 22, se lo volessimo rileggere. Il senno, per chi lo possiede, è fonte di vita, ma la stoltezza è il castigo degli stolti. Allora, concludendo, possiamo dire che le parole possono essere anche fonte di vita, nel senso che favoriscono comprensione per colui che le possiede. E Gesù ci insegna come generare la vita nella vita degli altri. Mi piace questa ripetizione, la vita nella vita degli altri. Giovanni, dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetti 38 e 39, chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era stato ancora dato perché Gesù non era stato glorificato. Allora ci siamo posti una domanda questa sera e chiudiamo con questa ennesima domanda. Vogliamo lasciarci questa sera con una parola che nutre?
Queste sono beatitudini. Beato chi ha parole che sono in grado di produrre degli effetti di cambiamento nella vita degli altri. Vogliamo lasciarci questa sera con parole sagge che provengono dal cuore. Vogliamo lasciarci questa sera con parole dolci, quindi capaci di favorire comprensione. Ed infine vogliamo lasciarci con parole di vita, quindi nutrire la vita.